Buongiorno cari amici, benvenuti nel canale Marietto Veneziano. Oggi, da come avete visto dal titolo a mascherina, il titolo del nostro lavoro, della nostra stesa, sarà il lavoro come andrà. Quindi faremo delle domande alle nostre sibille chiacchierine e vedremo poi cosa ci risponderanno con i 3 mazzetti. Quindi voi sceglierete un mazzetto o su 3, quindi vi dovrete concentrare, pensare intensamente a un mazzetto e vediamo come le sibille chiacchierine ci rispondono. Bene, adesso iniziamo a mischiare le nostre sibille chiacchierine e vediamo come andrà il nostro lavoro secolare oppure il nostro lavoro che abbiamo fatto fare a un operatore di alta magia operativa, eccetera. Bene, quindi facciamo 3 bei mazzetti. Primo 3, 4, 5, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bene cari amici, mettiamo via il mazzo principale e facciamo i 3 mazzettini. Quindi alla domanda il lavoro come andrà, pensate al mazzetto numero 1, mazzetto numero 2, mazzetto numero 3. Ripeto, mazzetto numero 3, mazzetto numero 2, mazzetto numero 1. Concentratevi, magari se volete fermate anche il video e sintonizzatevi bene sul vostro mazzetto, scegliete 1, 2, 3. Alla domanda il lavoro come andrà, che potrebbe essere il lavoro secolare, in ufficio, in banca, come venditrice, come rappresentante, eccetera, ma anche il lavoro ad esempio di una ditta che potrebbe venire a casa vostra, di un pittore, di qualsiasi cosa, oppure anche di un lavoro che avete fatto fare a un vostro mago di fiducia, operatore di fiducia. Bene, iniziamo con il primo mazzetto, il numero 1. Spostiamo gli altri mazzetti e vediamo. La prima carta è militare, la seconda è consolante sorpresa, terza vecchia signora, quarto gran signore e quinto mercante. Mettiamole bene che si possano vedere bene le nostre sibille chiacchierine e vediamo la prima militare, quindi ci fa capire che è un lavoro molto impegnativo, anche segreto, ci darà delle grandi sorprese, sarà un lavoro fatto bene e vediamo che la vecchia signora rinforza la consolante sorpresa, che è anche una grande sorpresa. Sarà gestito sicuramente da una persona intelligente, ricco, generoso e potente, con grande, come si suol dire, intuito, regalità, insomma il massimo che si può cercare per questo lavoro, e sarà fatto anche da un mercante, che voi sapete che i mercanti sono anche persone molto calcolatrici, quindi questo lavoro che voi farete nella prima stesa del primo mazzetto, diciamo che sarà sicuramente portato a termine, perché c'è consolante sorpresa. Mi raccomando che consolante sorpresa è gran signore e chiaramente vecchia signora, che vuol dire stabilità. Questo lavoro sicuramente che voi state iniziando a fare o avete fatto o volete fare, sicuramente sarà un lavoro che andrà a buon fine, ma anche sul vostro lavoro che state facendo in questo momento è positivo. Avete il gran signore che vi protegge, anche se diciamo è un pochettino nascosto, ci vorrà un po' di forza, perché vedete che il militare ha sempre segreti e forza fisica e non si arrende mai. Quindi diciamo che la prima stesa è per questo lavoro che voi volete fare e andrà sicuramente nella giusta direzione, perché siete protetti dal gran signore mercante militare. Bene, vediamo il secondo mazzetto. Il primo mazzetto abbiamo visto che è positivo, vediamo il secondo mazzetto. Alla domanda il lavoro come andrà. Donna maritata, disgrazia, ladro, denaro e deliranti. Vediamo bene insieme ancora questa stesa del secondo mazzetto. Alla domanda del lavoro come andrà, vediamo donna maritata, disgrazia, ladro, denaro e deliranti. Ecco, qui la situazione è un pochettino più caotica, perché vediamo che con donna maritata all'inizio la cosa sembra prendere un buon piede, poi purtroppo abbiamo disgrazia e ladro. Ladro
ci sarà un cambiamento, perché con questa disgrazia voi starete un pochettino messi a dura prova, anche se vediamo poi che abbiamo del denaro, ma purtroppo abbiamo alla fine deliranti, contrarietà e esaltazione. Quindi io penso che il secondo lavoro partirà bene, avrà degli sprazzi in cui si pensa di avere un vantaggio, ma purtroppo con disgrazia e deliranti e ladro saremo attaccati, e questo lavoro che voi volete intraprendere o fare, insomma, dovete stare molto molto attenti, perché avete qualcuno che cerca di sabotarlo. Quindi occhio, occhio, e non fidatevi mai di chi vi sta accanto o chi vuole iniziare con voi questo lavoro, o magari anche un collega d'ufficio. Quindi se il primo mazzetto della stesa era ok, positivo, il secondo mazzetto occhio, sempre occhio vispo e sempre in campana, perché c'è un ladro che vuole fare qualcosa contro di voi, che è nascosto, e vi porterà delle disgrazie. Bene, andiamo avanti. Quindi secondo mazzetto il lavoro come andrà, che bisogna stare molto molto attenti. Vediamo col terzo mazzetto. Il nemico, amore, sacerdote, la riunione e domestico. Ripetiamo: il nemico, amore, sacerdote, riunione, domestico. Bene, qui nel terzo mazzetto vediamo che alla partenza di questo lavoro, o come il nostro lavoro, magari noi abbiamo un'officina, avremo dei nemici, però la nostra qualità dell'anima, vedete, amore e sacerdote, e la nostra, come si suol dire, intelligenza ci porterà a avere praticamente la riunione, praticamente quello che voi state per fare andrà in porto bene, sebbene all'inizio, vedete, il nemico, però purtroppo chiudendo con il domestico abbiamo le spalle coperte, perché il domestico sapete che è una persona di fiducia, giovane, forte, che ci darà sempre una mano, anche se lo paghiamo, perché è giusto così. Quindi con riunione, domestico, sacerdote e amore, io direi che il lavoro, per chi ha scelto il terzo mazzetto, sarà positivo, non c'è nessun dubbio, anche se all'inizio c'è qualcuno che lavora contro di voi e rema di nascosto, ma voi avete troppo amore dentro di voi, avete un'anima buona e cercherete di ricucire questi strappi che ci sono sul lavoro, qualsiasi esso sia, e poi avrete la mano di un domestico, qualcuno che è sempre a vostro servizio, anche se prezzolato, ma lavora bene perché è giovane e forte. Quindi io direi che il terzo mazzetto, con amore, sacerdote, riunione, domestico, le cose sono molto chiare, è tutto molto molto positivo. Bene, cari amici, quindi rifacciamo una ricapitolazione dei tre mazzetti, molto veloce. Nel primo mazzetto voi avete visto che abbiamo il militare, la consolante sorpresa, il mercante, il gran signore e la signora, quindi molto positivo, il lavoro andrà molto positivo perché ho scelto il primo mazzetto. Il secondo mazzetto abbiamo visto che purtroppo la situazione è impegnativa, nel terzo mazzetto va tutto bene. Quindi, cari amici, l'unico mazzetto un pochettino claudicante e zoppicante era il secondo. Per gli altri due mazzetti, il primo e il terzo, la situazione è molto favorevole. Ecco, cari amici, il vostro Marietto ha finito la sua stesa interattiva. Vi ringrazio di avermi seguito fino a qui e vi chiedo di iscrivervi al canale di Legarda del Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei gruppi di Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!